A 6 mesi dall'avvio della campagna, nei prossimi giorni sarà raggiunto il traguardo del 1.000.000 di vaccini somministrati in regione. Il presidente Fedriga è questa l'arma per contrastare la variante Delta. La polizia di Gorizia ha liberato a Villesse una ragazza sequestrata a Pescara, dove era stata costretta a prostituirsi. Arrestati i suoi rapinatori aguzzini, 2 cittadini bulgari, mentre stavano rimpatriando quella giovane. Bufera nei 5 Stelle, l'ex premier Conte è pronto a lasciare il movimento dopo l'esternazione del capo politico Grillo. Il ministro triestino Patuanelli incaricato dai gruppi parlamentari pentasellati a fare da paciere tra i due. Luciano Turchetti guida la Fioreria Cristallo a Pordenone da 61 anni, nei quali ha accompagnato gli eventi più importanti della città, dai funerali di Zanussi al matrimonio della Mondadori, e non mi fermo ancora. A 2 giorni dalla sconfitta in finale playoff parla il numero 1 della UE, Mikalic. Il nostro obiettivo è il futuro del basket a Cividale, facendo crescere il settore giovanile, e l'anno prossimo ci riproveremo. Buonasera e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. La variante Delta del Covid si gestisce con il vaccino. Non ha dubbi il Presidente della Regione Massimiliano Fedriga sull'importanza della campagna vaccinale. Sul personale sanitario va invece all'attacco duro delle opposizioni. Il vaccino come arma più importante anche per una possibile crescita della variante Delta del Covid. Il presidente della regione Massimiliano Fedriga sottolinea come la profilassi è la via maestra per uscire da quest'incubo. Nessun dubbio neanche sulla possibilità di togliere la mascherina all'aperto già da lunedì. No, io non credo che sia prematuro togliere la mascherina all'aperto. Penso che dobbiamo avere attenzione sulla variante Delta. Devo dire che abbiamo dei dati confortanti, ovvero seppur con popolazione vaccinata la variante Delta è diffusa, è altrettanto vero che gli ospedali e le terapie intensive non sono riempiti. Quindi questo vuol dire che i vaccini stanno funzionando sulla malattia grave molto bene, e su questo noi dobbiamo continuare, per questo dobbiamo continuare a vaccinare e crederci. Io ho avuto un confronto con i nostri sanitari rispetto al confronto che loro stessi hanno avuto con i colleghi inglesi. Mi dicono che ospedali e terapie intensive sono saliti di pochissimo, e quindi questo ci fa ben sperare. Sullo scontante tema dei sanitari che non vogliono fare il vaccino, il presidente dribbla le polemiche e attacca l'opposizione. Noi stiamo continuando a fare un'operazione, ovviamente seguendo la normativa nazionale, ma anche quella di coinvolgere più sanitari possibili, di quelli che non sono vaccinati, affinché accedano alla campagna vaccinale. Questo è importante perché il nostro scopo è vaccinare i sanitari e ovviamente tutti i cittadini, non sanzionare i sanitari, questo continuo a dirlo. Quindi rispetto a reazioni scomposte che ho letto per cercare indirettamente di attaccare la Giunta, a me sembra proprio inopportuno. In questo momento dobbiamo essere insieme a fare questa battaglia, e che ci sia anche l'attacco alla Giunta se uno si è vaccinato e l'altro no, mi sembra una cosa veramente fuori luogo, e si capisce che delle volte da parte delle opposizioni quello spirito di alleanza istituzionale, richiamato anche più volte dal Capo dello Stato, ero ieri dal Presidente Mattarella, viene meno in considerazione evidentemente di opportunismi partitici che poi, devo dirlo con chiarezza, non premiano neanche di fronte ai cittadini. Domani saranno trascorsi 6 mesi dall'avvio della campagna vaccinale in Friuli Venezia Giulia, e nei prossimi giorni celebreremo questa ricorrenza raggiungendo l'importante traguardo del 1.000.000 di dosi somministrate. Lo hanno dichiarato il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, e il vice governatore Riccardo Riccardi, evidenziando che nella nostra regione dall'inizio della campagna sono state somministrate mediamente 3,8 dosi di vaccino al minuto. Un risultato, precisano subito, che non ci deve però indurre ad abbassare la guardia, perché questo è un momento cruciale nella lotta al Covid-19. È fondamentale che chi ha ricevuto la prima effettui anche il richiamo. Riccardi ha inoltre confermato che domani al lab vaccinale dell'Ente Fiera di Udine a Martignacco sono previste 2.003 vaccinazioni, tra le quali rientrano anche quelle di 600 ragazzi tra i 12 e i 16 anni. Il Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale ha quindi adottato le misure necessarie ad evitare attese dovute alla compilazione dei moduli di consenso specifici per i minori, garantendo lo svolgimento delle procedure in totale sicurezza. E andiamo a vedere il numero dei contagi di oggi. Nella nostra regione su 4.264 tamponi molecolari sono stati rilevati 19 nuovi contagi, di cui 3 migranti richiedenti asilo, con una percentuale dello 0,45%. Sono inoltre 1.271 test rapidi antigenici realizzati, dai quali è stato rilevato un solo caso. Nella giornata odierna non si registrano decessi, continuano a non esserci più persone ricoverate nelle terapie intensive, mentre i pazienti in altri reparti sono 13.
La polizia di Gorizia ha liberato a Villesse una giovane sequestrata a Pescara, dove era stata costretta a prostituirsi. Era stata caricata a forza su un furgone da 2 connazionali bulgari diretti nel paese d'origine. Sono stati arrestati. Un SMS ha salvato la 21enne dagli aguzzini. Costretta a prostituirsi a Pescara e poi sequestrata per essere portata in Bulgaria, una ragazza di 21 anni è stata liberata dalla polizia a Villesse. Fondamentale è stato l'SMS che la giovane ha mandato a un'amica, che poi ha fatto scattare l'allarme. 2 cittadini bulgari di 43 e 35 anni accusati di sequestro di persone e sfruttamento della prostituzione sono stati arrestati dopo essere stati fermati al casello della A34 mentre erano diretti al confine. I 2, secondo quanto ricostruito dalla squadra mobile, domenica scorsa hanno preso la 21enne loro connazionale a Pescara e con la forza l'hanno caricata su un furgone. La vittima è riuscita a scrivere un SMS ad un'amica riferendo di essere stata rapita, indicando il luogo in cui ciò era accaduto e chiedendo aiuto. La squadra mobile di Pescara, attraverso la visione delle registrazioni di un impianto di videosorveglianza, ha individuato targa e modello del veicolo, diffondendoli in tutta Italia. È stata anche intercettata l'utenza telefonica della vittima. La localizzazione del cellulare ha consentito di tracciarne la direzione, comunicata costantemente alla polizia stradale e alle squadre mobili italiane. Il furgone è stato così fermato dalla polizia poco prima delle 2 del mattino al casello di Gorizia. Ai poliziotti la ragazza ha raccontato di essere stata portata a Pescara una decina di giorni prima dagli stessi 2 connazionali e con lo stesso furgone. Nel capoluogo abruzzese era stata costretta a prostituirsi e a consegnare loro tutti i soldi guadagnati. I 2 ne controllavano anche ogni spostamento. La giovane aveva tuttavia deciso di sottrarsi agli aguzzini, manifestando l'intenzione di rientrare da sola in Bulgaria. È stato arrestato dalla squadra mobile di Udine lo spacciatore che 2 anni fa ha ceduto una dose di cocaina che ha causato l'overdose di un imprenditore di 54 anni poi morto a seguito di un ictus. In carcere è finito un 43enne italiano residente dell'Interland udinese, già arrestato in flagranza di reato il 6 maggio 2020. Complesse le indagini avviate a seguito del malore risalente al 23 giugno 2019 avvenuto in Largo delle Grazie. Partendo dalla droga rinvenuta sul malcapitato, la polizia è riuscita a risalire agli ultimi contatti della vittima con l'individuazione di almeno 3 soggetti che potevano aver avuto un ruolo nella cessione dello stupefacente in suo favore. Le successive perquisizioni e analisi sui tabulati telefonici hanno poi portato a individuare il responsabile della cessione, trovato con ingenti quantitativi di droga e con notevoli somme di denaro. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Udine, a seguito della richiesta della Procura, ha quindi emesso l'ordinanza della custodia cautelare in carcere eseguita ieri. Un 31enne di origini calabresi, indicato a diverse persone come spacciatore di cocaina e marijuana sulla piazza di Pordenone, ha minacciato di morte le persone che hanno testimoniato ai carabinieri contro di lui. Per l'uomo è scattato l'obbligo di firma giornaliero. Su di lui c'erano importanti testimonianze che lo additavano come spacciatore di cocaina e marijuana ai giovani del Friuli occidentale, testimonianze raccolte dai carabinieri di Pordenone nell'ambito di un'importante indagine investigativa su un giro di droga in città. L'uomo, un 31enne di origini calabresi, residenti a Pordenone ma da poco domiciliato in provincia di Venezia, saputo delle informazioni a suo carico, ha iniziato a minacciare di ritorsioni e perfino di morte, anche via social, le persone che avevano testimoniato contro di lui. Per questo il nucleo investigativo dei carabinieri del comando provinciale di Pordenone gli ha notificato la misura cautelare dell'obbligo di firma giornaliero presso la stazione dei carabinieri competente per territorio, un modo per limitarne la pericolosità e al tempo stesso proteggere chi sta collaborando nelle indagini. Fatture false nel commercio di prodotti petroliferi, sequestri per oltre 59 milioni di euro. I militari della Guardia di Finanza di Trieste e Napoli, coordinati dalla Procura della Repubblica partenopea, hanno dato esecuzione a un sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di beni del valore di oltre 59 milioni di euro nei confronti di 5 persone accusate di una frode fiscale nel settore della commercializzazione di carburanti per autotrazione. I sequestri sono avvenuti tra Trieste e Napoli. Si tratta della prosecuzione di indagini che avevano già portato a marzo ad un altro sequestro nei confronti di una società operante nel settore. L'importo sequestrato è rappresentato dalle imposte evase. Doppio misterioso fragore nei cieli della Friuli Venezia Giulia questa mattina. 2 forti boati sono stati sentiti dopo poco le 9:40 di oggi in diverse zone della regione.
Decine di segnalazioni sono giunte anche alla redazione di Telefriuli. Qualche cittadino ci ha riferito di aver visto vibrare le vetrate e le finestre della propria abitazione. Il suono è stato percepito dalla Bassa Friulana a Usoppo e da Lignano a Ronchi dei Legionari. È molto probabile che si tratti di due boom sonici prodotti da alcuni aerei militari in volo. Il boato in questo caso sarebbe stato creato dal superamento del muro del suono, quindi a una velocità di 1200 km/h. Non ha nessuna intenzione di dividere la panchina sulla quale è seduta con un'altra persona e per questo scatena il proprio cane contro una 52enne che stava aspettando l'arrivo della fidanzata e chi rimedia una ferita al ventre. Alla donna invece arriva il DASP. È successo martedì alla sezione centrale di Trieste. Il 52enne è stato aggredito da un cane di grossa taglia mentre vicino ai binari era in attesa del treno a bordo del quale viaggiava la compagna. Seduta accanto a lui una cittadina slovena di 51 anni, senza fissa dimora, nota frequentatrice della zona della stazione, in stato di ebbrezza alcolica. La donna ha aggredito verbalmente il 52enne e da sotto la panchina è comparso il cane che senza guinzaglio e senza museruola lo ha aggredito ferendolo leggermente al ventre. Al straniere è stato consegnato un verbale per ubriachezza e atti contrari alla pubblica decenza. Le è stato anche notificato un DASP urbano così da ostacolare la sua presenza in stazione. Una scintilla scaturita dal motore di una mietitrebbia ha letteralmente arso un campo di 4 ettari presente alle porte di Iplis di Premariacco. In fumo un'intera messa di orzo che il contadino stava per iniziare a raccogliere. Impossibile contenere le fiamme per l'uomo che ha allertato immediatamente il NUE 112. Sul posto sono recati i vigili del fuoco di Cividale, supportati dai pompieri giunti dal comando di Udine, 4 i mezzi utilizzati per spegnere il vasto incendio. Referendum sulla riforma strutturale della giustizia e separazione delle carriere di giudici e pubblici ministeri sono i temi alla base degli incontri degli avvocati delle Camere Penali di tutta Italia che oggi hanno espresso solidarietà nei confronti della Camera Penale di Verbania. Riportare al centro del dibattito politico il tema della separazione delle carriere di giudice e pubblici ministeri lo ribadiscono gli avvocati della Camera Penale Friulana che in concomitanza ad altre iniziative a livello nazionale in cui è espressa solidarietà alla Camera Penale di Verbania si sono riuniti anche per fare il punto della situazione e approfondire le questioni legate al referendum. Per il presidente della Camera Penale Friulana, l'avvocato Raffaele Conte, la magistratura non è mai stata in crisi come oggi. Questo referendum sulla cosiddetta separazione delle carriere, che nella realtà del quesito è una separazione delle funzioni, noi dell'Unione Camere Penali non abbiamo partecipato alla formazione di questo referendum, perché noi già 4 anni fa abbiamo fatto una raccolta di firme anche qui a Udine per una proposta di legge di iniziativa popolare sulla separazione vera e propria delle carriere. Questa proposta ha raggiunto il quorum previsto dalla legge, abbiamo portato le firme a Roma in Parlamento, la proposta da 3 anni e mezzo, 4, giace in Commissione Giustizia e non è mai stata presa in considerazione. Una delle proposte referendarie del Partito Radicale prevede che mentre oggi come oggi la legge per la responsabilità civile dei magistrati imponga di far causa allo Stato, con questa proposta di legge invece il cittadino potrebbe rivolgersi direttamente contro il magistrato. Ogni anno 4.000 persone entrano in carcere e viene riconosciuto che sono entrate in carcere ingiustamente. Di queste 1.000 vengono risarcite, 3.000 no per i più diversi motivi, per cui noi chiediamo che ci sia una riduzione, diciamo così, della possibilità di applicare la custodia cautelare in carcere ai casi più gravi. È bufera nei 5 Stelle dopo le esternazioni di Grillo. L'ex Premier Conte è pronto a lasciare la guida del movimento, incaricato per fare da paciere tra i due il ministro friulano Patuanelli. L'indiscrezione rilevata da parlamentare Sud nella puntata di Screenshot che andrà in onda questa sera. In questi momenti da Conte sono andati il ministro Patuanelli, la senatrice Taverna e il capogruppo presidente del gruppo del Senato Licheri. Sono da Conte per parlare, insomma, per cercare di risolvere la situazione. Io ripeto, la situazione è dubbio che è delicata e ci siano dei problemi, se no non sarebbero uscite anche quelle agenzie. Per quello che so, perché
e sono in corso delle interlocuzioni con lui ed è uscita, come avete visto, un po' delle notizie uscite. Sono andato il ministro Patuanelli, che sta cercando anche di mediare, insomma, se vogliamo chiamarla mediazione, per questa situazione. Io sono convinto che si arriverà a una conclusione degna, insomma. A Udine il comitato Paderno Bei Vars si è ritrovato oggi pomeriggio davanti al cimitero per riconfermare la volontà dei migliaia di cittadini di 2 quartieri nel bloccare la costruzione del forno crematorio. Presenti diversi consiglieri regionali e comunali di minoranza a sostegno della manifestazione. Noi già siamo attivi dal 2019, poi il Covid ci ha fermato proprio alla vigilia di un'assemblea importante che avremmo dovuto tenere con la presenza del sindaco. E oltre al problema del crematorio, che vorremmo avesse un esito positivo, visto che è la madre di tutte le battaglie che stiamo facendo, poi ci saranno tanti altri problemi da affrontare qui a Paderno, dalla ristrutturazione della Bertoli, la costruzione del nuovo punto logistico di Amazon. Avete avuto una risposta oggi dall'amministrazione comunale? No, non abbiamo avuto alcuna risposta. Peraltro noi ci siamo dichiarati come comitato totalmente apartitici. A sostegno necessariamente a un gruppo di cittadini, come vedete, disperati e anche rassegnati dal non ascolto, no? Che la Giunta da ormai 20 mesi sta facendo con loro. Il tema è molto serio, è frutto di una, promessa di una campagna elettorale di spostare, di realizzare un nuovo impianto crematorio in una sede non appropriata e ricca e densa di abitazioni, per cercare di trovare una soluzione alternativa, o meglio, non trovare una soluzione e non realizzare questo impianto. Oggi siamo qua come tutti quanti i consiglieri di opposizione, se non altro tutti i gruppi, per dare loro supporto e sicuramente per perorare questa causa che sentiamo nostra. L'attivazione del forno crematorio e l'insediamento di Amazon nella zona non comporteranno disagi alla popolazione perché l'incremento del traffico sarà molto contenuto. La risposta del sindaco di Udine Pietro Fontanini alla protesta del comitato di Paderno Bei Vars. Il nuovo impianto, che sarà installato nella sala del commiato del cimitero di Paderno, consentendo di risparmiare almeno 200.000 euro per una nuova costruzione, sarà tecnologicamente innovativo sotto l'aspetto dell'ambiente e con il controllo delle emissioni in atmosfera. Quello di San Vito, conclude Fontanini, è obsoleto e necessita di continui controlli e adeguamenti. All'interno del cimitero non vi sono spazi sufficienti per ospitare una nuova struttura. Per quanto riguarda la nuova sede di Amazon, spiega il vice sindaco Loris Michelini, l'amministrazione comunale ha esclusivamente il compito di monitorare il traffico. La nuova attività può tranquillamente insediarsi in quest'area che nel piano regolatore approvato dalla giunta ONSEL è riconosciuta zona direzionale e di servizi perché strategica e lontana dalle abitazioni. Rimaniamo a Udine. Gli alunni dell'elementare Zorutti saranno trasferiti per il prossimo anno scolastico alla Garzoni e alla Valussi. La prossima settimana cominceranno infatti i lavori di adeguamento antisismico. Cominceranno lunedì prossimo i lavori di adeguamento antisismico della scuola elementare Pietro Zorutti in via 30 ottobre a Udine. L'edificio, che ora è frequentato da 150 alunni, è stato costruito negli anni 20 ed ha la necessità di interventi strutturali di messa in sicurezza. Un lavoro importante, sono più di 1 milione di euro per questi lavori che dureranno 9 mesi ed è una scuola importante, una bellissima scuola che verrà tutelata per quanto riguarda l'aspetto architettonico. Lancio un appello alla Regione per segnalare che Udine ha necessità di fondi, di finanziamenti, non solo la Regione ma anche lo Stato, perché è necessario mettere in sicurezza gli edifici pubblici. I ragazzi complessivamente in questa scuola sono 150, verranno trasferiti alla scuola Garzoni e alla scuola Valussi. Allora, qui nell'ambito dell'intervento di antisismicità verranno praticamente fatti circa un'ottantina di tiranti laterali che sono verticali, cioè partiranno dal tetto fino a scendere alle fondamenta. Questi tiranti avranno il compito di collegare la parte strutturale del tetto, che verrà alleggerito nella sua parte interna, togliendo tutte le tabelle e rendendola più leggera. Oltre a questa fase esterna c'è anche la fase interna, che riguarda l'inserimento di collegamento di tutte le pareti interne con delle reti metalliche che si agganceranno ai tiranti laterali.
A Pordenone la Fioreria Cristallo ha tagliato il traguardo dei 61 anni di attività ed è stata premiata da Ascom e Comune. Il fiorista Luciano Turchetta, oggi affiancato dalla figlia Annalisa, apre il cassetto dei ricordi dal funerale di Zanussi al matrimonio della Mondadori. Tanti fiori. I suoi fiori hanno accompagnato eventi lieti e tristi di Pordenone per 61 anni. Luciano Turchetta, alla guida della Fioreria Cristallo dal 1960, quando con il padre Antonio, scampato ai campi di sterminio, fondò l'attività in Corso Garibaldi, ha ricevuto una targa da Ascom e Comune per il traguardo raggiunto dalla sua fioreria, dove lavora tutt'oggi. Allora, mio papà nel 1960, al 29 aprile, io avevo 12 anni, mi ha detto vieni che c'è qualcosa da fare. E mi ha preso per mano e ha detto da oggi tu lavori qua e da lì abbiamo iniziato. Grazie dei fiori. Tanti gli eventi a cui ha legato i suoi fiori. Ho fatto i fiori per Zanussi, il grande funerale di Zanussi, 270 corone con 6 copribara, anche matrimoni importanti. La Mondadori assieme a un altro fiorista abbiamo fatto una cosa un po' particolare e avanti, ma dopo tanti altri matrimoni particolari. Oggi a proseguire con lui l'attività c'è la figlia Annalisa. Ho intrapreso questa avventura con mio papà, che è un grande insegnante di vita e di lavoro, e cercherò di portarla avanti, insomma, nel miglior modo possibile, rendendogli onore. Memorie dolorose di chi ha voluto bene. Svelato il logo di EIOF 2023, l'evento sportivo che il Friuli Venezia Giulia ospiterà è rivolto ai giovani. Una stella alpina con i colori e la fiamma olimpica è un sito web dedicato alla logistica e a tutte le informazioni utili in vista del 2023. L'organizzazione dell'European Youth Olympic Festival invernale, con più di 1500 atleti tra i 14 e i 18 anni e 50 gare, sta entrando nel vivo e c'è tantissima voglia di ripartire. Diciamo il peggio sia passato, speriamo di sì, con la pandemia che ci lascia un po' più liberi e capaci di affrontare ancora i tanti problemi organizzativi ovviamente che abbiamo, perché vogliamo far fare bella figura alla Regione Friuli Venezia Giulia prima di tutto, alla nostra gente e poi anche, permettimi di dire, all'organizzazione sportiva che rappresento, che è fatta di tanti volontari ma anche di tanta professionalità. La Regione ha sottoscritto un protocollo operativo anche con Milano Cortina 2026, mentre il governatore Massimiliano Federica ha evidenziato l'importanza dello sport, grazie al quale costruiamo l'individuo delle nostre comunità. Per questo ha aggiunto auspico in un aiuto concreto da parte del governo. L'organizzazione intanto procede. Siamo bene, a Atene adesso che abbiamo presentato il progetto, il nostro step è stato accettato pienamente, quindi adesso dobbiamo andare avanti e pedalare per ottenere un grande evento e sperando poi che tanti nostri atleti che passeranno nel 2023 in Friuli Venezia Giulia possano raggiungere il loro sogno, arrivare a Milano Cortina 2026. Stiamo sistemando tutti gli impianti che sono necessari alle gare, quindi dobbiamo metterli tutti alle norme dei regolamenti internazionali, quindi stiamo pianificando, però siamo a buon punto. Tanti territori coinvolti, da Trieste che ospiterà la cerimonia di apertura, a Udine con un palasport e poi ovviamente la montagna con la valorizzazione degli impianti, tra i quali Sella Neveo, Tarvisio, Pontebballo, Zoncolan e Piancavallo. Si prospetta un'estate calda a Udine con oltre 400 eventi in programma. In calendario oltre 400 eventi, coinvolta una quarantina di associazioni del territorio, allestiti 4 siti, Piazzale del Castello con 1000 posti, Piazza Libertà 200, Piazza Venerio 180 e Loggia del Leonello con 55 posti a sedere. Sono i numeri che caratterizzano l'edizione 2021 di Udine Estate. Primo appuntamento con il motoraduno a partire da oggi, a seguire la Notte Bianca con Max Gazzè, in programma il 3 luglio. Prosegue naturalmente anche Udine sotto le stelle, questa manifestazione che sta riscuotendo un grande successo. Venerdì sera, il sabato sera le vie della città sono chiuse, sono messe a disposizione dei tanti turisti, dei tanti visitatori, e poi altre iniziative legate anche al mondo dello sport. Abbiamo deciso di fare un investimento sulle risorse della nostra città. È chiaro che bisogna poi coordinarle e poi anche supportarle, oltre che sotto l'aspetto finanziario, anche organizzativo. Quindi abbiamo allestito i palchi dove queste realtà proporranno le proprie iniziative, e abbiamo coordinato la presenza nel territorio con le parrocchie, con i quartieri, e poi abbiamo cercato anche di dare un supporto promozionale.
Il fisarmonicista ucraino Lyubomir Bogoslavec, di cui si è parlato negli ultimi giorni, ha lasciato il centro per il rimpatrio di Gradisca di Isonzo. Il Tribunale di Trieste questa mattina non ha convalidato il trattenimento stabilito dal questore di Gorizia lo scorso 11 giugno, quando fu trovato a grado privo dei documenti necessari per permanere in Italia. Bogoslavec sarà ora accolto al centro Balducci di Zugliano, dove attenderà il responso sulla sua domanda di protezione internazionale, dove avrà il tempo necessario per produrre tutta la documentazione da sottoporre agli enti competenti. Pierluigi Di Piazza, hanno spiegato la consigliera di Udine Sera Rosso e l'avvocato del musicista Alessandro Campi, non solo ci ha offerto un posto, ma si è detto onorato di poterci aiutare. Banksy e i migliori artisti pop d'Italia esposti a Udine. Martedì aprirà al pubblico una nuova galleria d'arte nel centro del capoluogo friulano. Da Banksy a TV Boy, da Mr. Brainwash a Obey, da Causa a Andrea Ravo Mattoni. La street art e alcuni capolavori di arte contemporanea d'Italia ed Europa approdano nel cuore del capoluogo friulano. A esporre la strepitosa selezione underground sarà una nuova galleria d'arte che aprirà i battenti il 29 giugno alle 10 in pieno centro storico negli spazi dell'ex negozio Vitrum di Piazza San Giacomo. Si chiamerà Pop House Gallery e resterà aperta al pubblico almeno sino a fine anno. A inaugurarla sarà un imprenditore collezionista residente a Udine, grande appassionato di arte e sculture, ma in particolar modo di murales, graffiti e guerriglia art. Oltre a tutta la produzione litografica del siciliano TV Boy, la galleria gestirà in esclusiva per l'Italia anche le opere di Dimitri Likisas Paz e alcune sculture di D'Angelo. Ma non è finita, la ciliegina sulla torta sarà la presenza di una scultura in marmo realizzata da Iago, ovvero uno dei più noti scultori italiani, considerato da molti il nuovo Michelangelo del XXI secolo. Siamo in chiusura, ma subito dopo la pubblicità appuntamento con le notizie sportive. In primo piano la Gesteco con intervista al presidente Mikalic. Dunque, a tra poco con l'informazione sportiva. Buona serata su Telefriuli.